Su Agrigento, capitale della cultura candidata per l'anno 2025, interviene anche l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, in vista appunto dell'audizione dei 10 progetti finalisti alla selezione della capitale italiana della cultura, prevista per il giorno 27, come già detto. Agrigento, afferma l'assessore Scarpinato, ha tutte le caratteristiche per diventare capitale italiana della cultura per il 2025, città che vanta un'importante tradizione culturale e artistica e straordinarie bellezze, a cominciare dalla Valle dei Templi, dichiarata patrimonio dell'umanità a partire dal 1997. Auspichiamo, afferma l'assessore Scarpinato, che il 31 marzo il Ministero della Cultura possa attribuirle il prestigioso titolo che contribuirebbe a dare un ulteriore impulso anche da un punto di vista della crescita turistica ed economica, non soltanto all'intero territorio agrigentino, ma alla Sicilia tutta. Agrigento, ricordiamo, afferma l'assessore, è l'unica città della Sicilia in lizza. La designazione la porrebbe al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. In caso di designazione, il governo regionale farà la sua parte per sostenere le attività previste nel progetto.